Streaming dagli studi virtuali del fattoquotidiano.it diamo il benvenuto all'ospite di oggi che è appunto Antonio Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. A lei. Leader IDV, anzi abbiamo avuto un problema nel preparare il sottopancia. Sì. Leader IDV o leader IDV-rivoluzione civile? Non leader, ma militante di rivoluzione civile, perché mai come in questo momento tutti coloro che vogliono un'alternativa a Monti e Berlusconi non devono riconoscersi solo in una parte, allora ma metteremo in tutti i cittadini. Militante rivoluzione civile. Con noi anche Caterina Perniconi, giornalista del Fatto Quotidiano. Collegato da Milano abbiamo invece Duccio Facchini, giornalista dell'Altra Economia, è stato attivista anche del movimento Qui Lecco Libera. Buongiorno Duccio. Buongiorno a voi. E poi ricordo naturalmente che potete interagire attraverso i social network del Fatto Quotidiano. Ricordo che gli hashtag di Twitter sono Fatto TV e Che ci azzecca. Tra poco poi ci collegheremo naturalmente con il nostro Lorenzo Galeazzi del fattoquotidiano.it che porrà delle domande all'onorevole Di Pietro attraverso appunto i social network. Allora noi, onorevole, accogliamo i nostri ospiti naturalmente sempre con un blob graffiante, la nostra Gisella Ruccia. Abbiamo preparato anche un blob. Bisogna abbozzare. Abbiamo preparato un contributo che naturalmente fa un piccolo ritratto di lei, lo mandiamo in onda, ecco il contributo di Gisella Ruccia. Io sono il fantasma di Antonio Di Pietro. Tonino l'altro giorno ha detto che è morto, oggi ha detto che è viva, poi sai, certe volte si resuscita anche in pochi giorni. Ma benedetto il Signore, sto toccando ferro. Ma quindi è resuscitato l'IDV secondo lei? Ma io credo debba risuscitare. La famosa lista color Fanta. Se l'Italia dei Valori, ma è rivoluzione civile. Ingroia, se va in Parlamento, a mio avviso si deve dimettere pure lui. Gliel'ha detto? Certo che gliel'ho detto. Ma non c'è il numero di Maruccio, datemi il mio telefono. Pronto? Pronto? anch'io ho sponsorizzato la sua candidatura. Ma è una brava persona secondo lei? Secondo me sì. Ci stavano i 12 apostoli, ce ne stava pure uno che si chiamava Giuda e che tradiva. Perfino Gesù ha sbagliato, 1 su 12 l'ha proprio sbagliato, era Giuda, un traditore. Monti, se lo lasci dire, io sono convinto, come è convinto l'amico Cofferato, che non si candiderà. Ma guarda che mia moglie non è mia moglie. Una moglie col mattarello come me, che non gliele fa scappare una, se non si comportano come si deve. E d'ora in poi parlo quando non si può tagliare, in diretta. Abbiamo avuto la possibilità di scapparcene nel senso di trovare un'altra sede, no? Quando incontrano uno degli esponenti democratici glielo dica, ma voi perché non avete fatto l'alleanza programmatica con la rivoluzione civile? Questo è il famoso centro di sempre, che non dice mai con chi sta, ma sta sempre in mezzo alla strada a girare la borsetta. Poteva fare l'accordo con noi, invece adesso che ha voluto fare? Ingordone. Io ho sempre visto che ci stanno gli asini che tirano la corda e poi ci stanno quelli che io chiamavo i mosconi verdi, che si mettono sopra la groppa dell'asino, gli ultimi 50 metri volano e arrivano prima. È troppo bello questo. E chi tira la corda? Sempre l'asino. Monti, che lui credeva essere l'arbitro, colui che doveva andare poi al Quirinale, colui che stava fuori dal gioco, l'ha fregato. Il non sapere se sei Bartellesa è come dire a una persona non so se sono stato stuprato o meno, è la Madonna. Io sono stato in seminario, così inizia la mia vita. La sintesi che mi hanno insegnato è quello di amare il prossimo tuo come te stesso, che due persone si vogliono bene, hanno la giacchetta o la gonna, o uno la giacchetta o la gonna, tutte e due la giacchetta e tutte e due la gonna. La carriera politica di Di Pietro è finita? Ma è durata quasi 20 anni. Dunque è finita? Quindi credo che lui stesso ragioni in questi termini. Ma ammazza come ci azzecchi tu! Allora Di Pietro, questo era un piccolo ritratto. Se l'è presa a male per la considerazione di Emiliano? Sono io con tutti i miei difetti e i miei pregi. Tutto qui. Senta, io. posso dirle, noi abbiamo titolato con un'anticipazione sul sito quello che lei ha detto ieri in onda sulla 7 quando ha detto dice, il voto utile è quello nostro, dice quello a Grillo è un voto inutile. Sono arrivate valanghe già di commenti e di insulti. Perché? Dice che è stato proprio lei a corteggiarlo d'altronde Grillo mesi fa? No. Se usiamo sempre il tagli e cuci non si va da nessuna parte. Se c'è una persona che rispetta il Movimento 5 Stelle sono io, perché chi sta protestando in questo momento sta protestando perché non ne può più. Quindi dire che è inutile quel voto non è quello diciamo così, il punto della situazione. Io stavo facendo un altro discorso.
Stavo dicendo, guardate che in questo momento abbiamo da una parte Berlusconi o Monti, che per me è la stessa cosa, c'è la differenza fra il Loden e il Bunga Bunga, ma voglio dire, al netto del notturno, il giorno fanno le stesse cose. Impoveriscono i poveri e arricchiscono i quattro dei ricchi. Stabilito questo, stavo dicendo, il Partito Democratico, quel centro-sinistra che ha fatto le primarie, noi allora abbiamo fatto una proposta di governo per portare avanti un programma alternativo. Faccio un esempio, abbiamo depositato le firme per modificare la riforma Fornero, le firme per un referendum, e non sappiamo cosa vuol fare il Partito Democratico. Va bene, allora noi abbiamo detto il vero voto utile in questo momento è a Rivoluzione Civile. Perché? Perché Rivoluzione Civile è un partito che ha come obiettivi il governo, sa bene che non ce la può fare da solo, sa bene che anche il centro-sinistra, dopo che gli ha fatta la fregatura Monti, che si è presentato come terzo polo, da solo non ce la può fare, e che dopo le elezioni si dovrà accordare. Con chi si accorda? Allora, se c'ha solo Monti dall'altra parte, si dovrà accordare con il suo, diciamo così, interlocutore che porta avanti un programma esattamente all'opposto di chi vota centrosinistra. Allora non perdete il voto, date un voto utile a Rivoluzione Civile, perché un interlocutore non può essere Grillo più che ma magari fosse, ma non ci siamo capiti, magari fosse. Io ho sempre detto che partiamo da un dato di fatto, che il Movimento 5 Stelle, hai notato che lei dice Grillo e io dico 5 Stelle, perché le due cose però non sono separate, voglio dire. Poi magari la linea la dettano Grillo e Casaleggio anche, non è che... per rispetto a Grillo e per rispetto al Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è una platea importante di cittadini esasperati e arrabbiati che vogliono partecipare non sfasciando le vetrine ma cambiando la classe politica. Favia, che è uno dei dirigenti importanti del Movimento 5 Stelle, è candidato nelle nostre liste, quindi può immaginare quanto rispetto io ho per il Movimento 5 Stelle. Stabilito questo, sto dicendo, è Grillo che ha detto, o il Movimento 5 Stelle che hanno detto, noi non vogliamo avere nulla a che fare e vogliamo andare da soli. Io sono convinto che se avessimo fatto un accordo di rivoluzione civile tutti insieme sarebbe stato meglio. Se invece è un voto solo di protesta, il voto solo di protesta il giorno dopo non ti aiuta a risolvere il problema. Allora il mio impegno qual è? È quello di dire a quelli, siccome Bersani, io mi rivolgevo a Bersani, non a Grillo, quindi se qualcuno ha inteso in queste mie parole me ne scuso e faccio ammenda. Io mi rivolgevo a Bersani, dobbiamo mettere in condizione il giorno dopo le elezioni di avere un grande partner possibile che è Rivoluzione Civile. A proposito di partner, un attimo lei non pensa Caterina che Perniconi. Alla fine siete riusciti a capirmi, visto che non mi hanno fatto spiegare? Benissimo. Questo è un po' Berlusconi, queste frasi. No, alla fine non scambiare il grano con l'olio, tu. Alla fine non c'è il rischio che il Partito Democratico abbia deciso di non fare un'alleanza con Rivoluzione Civile proprio a causa della sua politica di opposizione, la sua politica rispetto ai temi, il lavoro, come diceva col referendum napolitano, la trattativa Stato-mafia, cioè tutti, diciamo, quei temi su cui vi siete scontrati in questa legislatura e che probabilmente loro non vedono come una possibile origine di unione per la prossima. È questo che io dico. Se dovessi tornare indietro rifarei tutto ciò che ho fatto. Io sono contro le politiche che ha portato avanti Monti e che per 50 volte hanno avuto il voto di fiducia del Partito Democratico. Io sono contro l'idea che proprio con riferimento alla trattativa Stato-mafia si doveva sollevare quella questione, non puoi sentire la mia telefonata, non puoi sentire l'altra telefonata, c'erano tante occasioni in 7 anni per farlo e rifarei quel che ho fatto senza offendere nessuno, ma ho preso una posizione forte e chiara. In allora questo perché senso, andare con il PD se ci sono ma tutti io questi non le punti sto di dicendo di divergenza? andare con il PD, io le sto dicendo che è necessario andare al governo per finire l'era berlusconiana e montiana, e siccome magari mi dessero il 51% ci vado al governo da solo, che ragionamenti sono questi? Ma siccome sto con i piedi per terra, so che bisogna creare un'alleanza il più largo possibile su un programma condiviso. Quel che chiede il PD a noi, chiede di dare il nostro contributo affinché portino avanti un programma che è l'esatto opposto di quello che vogliamo portare avanti noi. Ecco perché non ci siamo alleati. Non ci siamo alleati proprio perché nel programma non ci siamo ritrovati. Ecco perché non abbiamo accettato la desistenza. A proposito, a lui, non far furbo. Guarda che Violanda ha parlato più volte con Ingroia. Ci racconta che cosa gli ha detto e cosa gli ha proposto. Dai, non vi presentate in Lombardia, dai, non vi presentate in Campania o in Sicilia, perché sennò poi non vinciamo noi. E noi vi abbiamo risposto. Chi sono stati gli emissari? Chi sono stati gli emissari? Violante? Violante di là che ha parlato direttamente con Ingroia.
dall'altra parte Orlando che ha parlato con Migliavacca. Però quali sono, diciamo, ovviamente non è che hanno detto non vi presentate e basta, immagino che ci fosse uno scambio, vediamo qualche senatore, facciamo... No, nessuno scambio. Cioè non vi presentate e basta? E noi gli abbiamo detto, guardate, noi vogliamo fare di più, vogliamo costruire insieme un'alleanza di governo e sul programma vogliamo confrontarci. Questa idea che noi non dovremmo presentarci per permettere a voi di vincere le elezioni e poi realizzare un programma che è l'esatto contrario di quello che vogliamo fare noi, che senso ha? È come chiedere a una vittima di dare il coltello all'assassino. Non ha senso, non ha logica tutto questo. Non si fanno le disistenze. La disistenza, sai chi fu il primo che la fece? Ponzio Pilato. Stava lì, stava a guardare, e quell'altro è rimasto in croce. Allora, io dico, o si fa un'alleanza di programma e si ha il coraggio, o se, come hai detto, non possiamo stare insieme perché abbiamo idee diverse. Io personalmente abbiamo messo al primo posto la giustizia sociale. È vero che i conti devono quadrare, ma i conti in entrata possono essere presi ad altre persone e non sempre ai più onesti e ai più deboli, e alle uscite invece. Senta, ma non siete comunque obbligati a farlo comunque poi un accordo adesso sotto banco alla luce del sole, un accordo al Senato non facciamo niente, no? Per la soglia quella che c'è, poi la soglia di sbarramento, voglio dire, siete quasi obbligati poi alla fine a farlo un accordo? Ma guardi che ci siamo già presentati, a che sta parlando? Ci siamo già pubblicati. Ci siamo già presentati, l'Italia dei Valori ha già presentato, la Rivoluzione Civile ha già presentato tutte le liste, ci siamo presentati in tutte le regioni, quindi l'accordo che voglio fare io è un accordo di programma. Io voglio sapere dal Partito Democratico il giorno dopo le elezioni. Un accordo di programma che si realizzerà, esatto, post-elettoralmente, un accordo di programma per un accordo post-elettorale? Ma intanto i cittadini ci devono dare la forza per poter cambiare la politica di questo centro-sinistra. Senta, a proposito di cittadini, perché oggi come oggi, onorevole, la politica del centro-sinistra è né più né meno che una politica che appoggia il governo Monti, tanto è vero che Bersani ha detto che vorrà aprire un dialogo col governo Monti, e io credo che Monti sia il principe delle lobby che per far quadrare i conti dà 3 miliardi di euro alle banche e ritoglie la giustizia L'ultima cosa sociale. su questo tema, lei dice a Bersani dare un voto a voi è come dare un voto a Monti, certo. Però anche secondo questa discussione dare un voto a Rivoluzione Civile è come dare un voto al PD, nel senso che poi voi vorreste comunque fare un accordo per il governo con loro. Se danno un voto a noi e abbiamo forza noi, allora il Partito Democratico dovrà chiedersi quale programma porta avanti, quello per cui i nostri elettori e il vasto panorama del centro-sinistra ci si riconosce, o quello del centrodestra. Questo è il dato. Senta Di Pietro, Di Pietro, un attimo, se io vado al governo, la riforma Fornero la cambio. Se va al governo... Anche Monti ieri ha detto che la cambia. Ecco, ma voglio dire, allora mi rivolgo a chi ci ascolta. Ma secondo voi è credibile un Presidente del Consiglio che prima fa le leggi e poi dice che non sono sbagliate quelle che ha fatto? È credibile un centrodestra e un centrosinistra che prima appoggiano per 50 volte col voto di fiducia questo governo e poi dicono che tutto quello che ha fatto Monti è sbagliato? Di Pietro, la interrompo un attimo perché adesso a proposito di coalizione noi abbiamo preparato naturalmente una grafica che parla di quelli che sono i sondaggi. L'ultimo pubblicato è quello della Tecne per Sky TG24, risale al 18 gennaio di 2 giorni fa, praticamente poi oggi ne usciranno altri. Guardi un attimo questi dati con noi, Di Pietro. Allora, centrosinistra al 37,1, era dato la settimana scorsa la coalizione formata da PDSL al 43, quindi è in flessione. La coalizione di centrodestra tra PDL, Lega e la destra è dal 26,3, passerebbe al 26%, anche qui una leggera flessione. La coalizione di Monti dal 12 al 15,1, quindi recupererebbe 3 punti. Il Movimento 5 Stelle è dato al 13,9, voi di Rivoluzione Civile siete dati al 4,3, quindi praticamente un terzo di quello che è il movimento di Grillo. È vero che Ingroia oggi su Corriere della Sera dice che puntate però all'8% da qua a un mese. Come fate a recuperare i 4 punti? Chiedendo ai cittadini un voto utile per loro. Il voto utile, quando parlo di voto utile, bisogna chiedersi per chi. Il voto a Rivoluzione Civile è un voto che si dà innanzitutto a una lista fatta ai cui primi posti ci stanno cittadini della società civile che non hanno mai fatto politica e che hanno una storia da raccontare che rappresenta la parte più bella del paese. Innanzitutto dare un voto a Rivoluzione Civile vuol dire dare un voto a chi mette al primo posto la questione sociale e chi ha dimostrato dentro e fuori il Parlamento di opporsi alle politiche di Berlusconi prima, alle politiche di Monti dopo, cioè a un voto di coerenza. A proposito di società civile e di candidature, io chiamo in causa invece Duccio Facchini, perché Duccio Facchini le ha un po' studiate queste liste di Rivoluzione Civile. Duccio, cos'è che non torna per te?
Sì, ti ringrazio, in realtà non le ho studiate in maniera troppo approfondita, mi riferisco a casi di cronaca che magari sono certamente noti anche a chi ci ascolta. Rispetto alla credibilità, che è un punto che l'onorevole Di Pietro ha toccato più volte, le volevo chiedere, giusto per entrare nel merito del programma di Rivoluzione Civile che credo interessi agli ascoltatori, candidature del capo del sindacato CGIL di Polizia e dell'onorevole Li Gotti, polemiche, riferimenti al G8 di Genova, che è un fatto che è stato rimosso. Ne approfitto per chiederle, dato che nel programma di Rivoluzione Civile non vi è un riferimento, diciamo, al problema, e le chiedo se esiste, delle forze dell'ordine in Italia come apparato, che tipo di manovre attuerebbe, se andasse al governo, Rivoluzione Civile per contrastare un fenomeno che purtroppo si è diviso di sostanziale impunità dei vertici delle forze dell'ordine? Penso ad esempio a meccanismi di promozione di coloro che erano stati coinvolti nelle operazioni del G8 di Genova, ad esempio meccanismi di reclutamento, ad esempio codici identificativi sulle divise. Su questo vorrei un parere dell'onorevole Di Pietro. Inoltre mi permetto di chiederle un'altra cosa. All'inizio ha fatto riferimento al leaderismo e ha detto: per superare Monti e Berlusconi bisogna che tutti ci rivolgiamo ad un progetto comune che è quello di Rivoluzione Civile. Siamo d'accordo sul principio. A stringere, Facchini. Vado a stringere. Cambiare si può, muove una critica precisa a Rivoluzione Civile, ovvero sostiene che le candidature, soprattutto nelle posizioni di certe elezioni, sono state calate dall'alto. Ingroia si è candidato capolista in tutte le regioni. Domanda: anche questo è leaderismo? Se no perché, se sì perché? Di Pietro, velocemente. Da subito, è ovvio che Ingroia si è candidato in tutte le regioni per il semplice fatto che lo candidiamo premier, lo candidiamo capo del governo di tutta Italia, e quindi ha voluto rappresentare plasticamente questa idea di una nuova realtà che sorge e che si presenta mettendoci il nome in prima fila, dicendo: io mi metto in gioco da un'attività che facevo prima, magistrato, che ha un'attività che voglio fare adesso, politica, attività di governo, e ci metto la faccia, ci metto l'impegno civico, così come ce l'ho messo con la schiena dritta quando facevo il magistrato. Con riferimento alle forze dell'ordine, qui dobbiamo fare una netta distinzione, e le parlo uno che ha fatto il poliziotto, che ha fatto il magistrato e che ha fatto l'inquirente. Bisogna fare una netta distinzione fra chi non fa il proprio dovere e chi fa il proprio dovere, perché le forze dell'ordine sono fatte innanzitutto da poliziotti e carabinieri che tutti i giorni fanno il loro dovere e che non bisogna trattarli come dei delinquenti, ma delle persone che fanno il loro dovere. Chi non fa il proprio dovere non solo sporca la divisa, ma si macchia di un reato ancora più grave, perché evidentemente lo fa con la divisa addosso. Ma questo non è un poliziotto, questo, se lo fa, è un delinquente che si è travestito da poliziotto. Ma la domanda che faceva lui era ancora più forte, e cioè vale a dire: ma i vertici, ecco, non distinguiamo ben chiaro fra i vertici di polizia, che in alcuni casi vengono nominati per ragioni prettamente politiche o di quadratura del cerchio di quel che sono le lobby di potere, e quel che sono invece le forze di polizia che stanno tutti i giorni in mezzo al marciapiede per cercare di fare in modo che in questo paese vi sia della legalità, anche rischiando la propria vita. Da ultimo, per ciò che riguarda l'identificativo, io sono ben contento che ci sia anche un identificativo, ci mancherebbe altro, così come sono contrario al fatto che quando parla di identificativo specifichiamo però, cioè, che cosa intende per identificativo? L'identificativo per identificare chi è la persona. O sul casco, nel caso riguardi i reparti Celere, insomma. Senta, due polemiche però legate, una anche a quella del G8. Si sente di aver usurpato uno dei posti sicuri, o più o meno sicuri, per quanto riguarda ad esempio Agnoletto in Lombardia? C'è stata questa polemica. Perché Agnoletto un posto sicuro? Non ho capito. Perché praticamente la polemica che era sorta è che praticamente diceva magari si poteva lasciare un posto nelle liste di Rivoluzione Civile a Vittorio Agnoletto, e magari preferendola a lei. Voglio dire questo, l'Italia dei Valori in questi 5 anni ha fatto opposizione in Parlamento con la schiena dritta, senza cedere di un millimetro, a differenza per esempio del Partito Democratico, che nell'ultimo anno si è messo a fare 50 votazioni di fiducia. L'Italia dei Valori aveva una trentina di parlamentari, se ci va bene ne ritorneremo in 4, se ci va bene. Quindi vale a dire abbiamo fatto un enorme sforzo indietro. Dopodiché, lo ha detto Ingroia, quando noi abbiamo aperto alla società civile, abbiamo dato ampio spazio alla società civile, le abbiamo messe al primo posto alla società civile. Se però con questa legge elettorale maledetta, bisogna stare solo al primo posto per essere eletti,
non ne puoi mettere 10 al primo posto. Altra si sono polemica. arrabbiati giustamente, e me ne dispiace, perché nel movimento Cambiare si può, Alba, eccetera, ci sono tantissime personalità, tantissime persone che avremmo volentieri visto candidati. Agnoletto tra questi? Ma io non ho nulla neanche contro Agnoletto, ci mancherebbe altro, per l'amore di Dio. E il problema è che è la matematica. Ci sono state delle persone che hanno detto: o mi metti a quel posto o non mi candido. E vabbè, ragazzi, quando si fa una rivoluzione civile, la rivoluzione civile non lo fanno mica solo i Senta, generali. altra polemica, altro movimento. Non crede lei. che abbia sbagliato, per esempio, Ingroia e comunque anche il vostro partito, la rivoluzione civile, a non mettere i rappresentanti delle Agende Rosse in Sicilia? Guardi, su questo Ingroia, che l'ha vissuta in diretta questa storia, innanzitutto mi permette di esprimere tutto il mio rispetto, la mia stima, il mio filiale affetto nei confronti di Borsellino. Noi non è che non ce l'abbiamo messo, noi abbiamo indicato già anche in Sicilia delle persone che hanno un grande riferimento con tutta quella storia. Il figlio di Pio La Torre non è una persona che viene dalla politica. Però le posso dire, per perdoni, quanto riguarda mi Agende perdoni. Rosse, le faccio anche una premessa. Agende Rosse è un movimento che in qualche modo, cioè spesso è legato per esempio al popolo viola, no? Ed è un movimento che noi vediamo ogni volta quando scendono in piazza, anche su iniziative dell'Italia dei Valori, come è sempre stato a Montecitorio per esempio, ci sono persone e attivisti delle Agende Rosse che sono un tutt'uno per quanto riguarda il popolo viola che è anche appunto nel simbolo di rivoluzione civile. Non poteva dire Ingroia: guarda, non sbagliamoci, qua ci vanno messe 1 o 2 giovani in Sicilia che si richiamino ad Agende Rosse, così come è stato per Libera, ad esempio. Ma sto dicendo, anche in Sicilia ce l'abbiamo messo, quelle persone a cui si riferisce, quei due giovani che si riferisce, Ingroia gliel'ha proposta la candidatura, e che loro volevano un gradino più su, non ce l'abbiamo fatto perché ci stava qualcun altro più su. Che cosa possiamo fare? La matematica non è un'opinione, e più su sempre società civile non ci stavano. A proposito di società civile, questa volta invece la società civile è quella che interagisce anche attraverso i nostri social network. Lorenzo Galeazzi, tante le domande per l'onorevole Di Pietro. Sì, tantissime, Davide. Devo dire che l'uscita, che anche noi abbiamo riportato nel nostro titolo, sul voto inutile, ovvero il voto destinato ai 5 Stelle, ha suscitato un bel vespaglio di polemiche in rete. Dunque, Di Pietro, io le consiglio di essere un po' più specifico nella risposta. Leggiamo qualche domanda che ci proviene dai nostri internauti che seguono il sito del fattoquotidiano.it. Elias80 dice: 100 parlamentari del Movimento 5 Stelle che portano la voce dei cittadini sono inutili. Questa uscita, signor Di Pietro, da lei non me l'aspettavo. Ci mette il carico Marco Aicardi, che scrive: come mai dal volersi alleare con i 5 Stelle adesso si passa a un voto inutile? E poi fra parentesi scrive che tanto questa domanda qua non l'avremmo mai fatta in diretta, quindi siamo felici di smentirti, Marco. Poi andiamo avanti su questioni un po' più politiche. Caro Antonio, come vede le fuoriuscite di tanti eletti nell'IDV scelti da lei e la loro adesione al Centro Democratico? E questo anticipa un po' uno dei temi che tratteremo nel corso di questa diretta. L'ultima domanda alla quale chiediamo a Di Pietro brevemente di risponderci è questa: lo sgretolamento dell'Italia dei Valori è stato tanto rapido che dimostra la mancanza di struttura. Partito personale? Chiede Giacomo R. A te la parola, Davide. Rispondiamo brevemente a quest'ultima, Di Pietro. Primo rispondo a chi dice che ma credo di aver già risposto e lo ribadisco. Io non mi sono affatto riferita all'inutilità del voto ai 5 Stelle. E ribadisco ciò che ho già detto dal primo giorno. Io ho il massimo rispetto, la massima stima, e considero che i cittadini che invece di andare a sfasciare le vetrine ancora si propongono di andare in Parlamento per cambiare queste leggi con un movimento come quello 5 Stelle hanno il massimo rispetto. Lo sgretolamento dell'Italia dei Valori. Poi ci arriviamo, se mi fa 4 domande noi non si cerca la risposta, me le faccio rispondere a tutte e 4. Primo, e quindi questo è il primo dato di fatto. Secondo, che poi in realtà sono 2 domande in uno, l'Italia dei Valori è una formazione politica che è nata per rilanciare la questione della legalità all'interno delle istituzioni. In questo momento siamo davanti a un'emergenza ancora più grande, tanto che ci vuole una rivoluzione, cioè tutti coloro che si oppongono a questo modello di governo, Berlusconi-Monti, a questo modello di governo che sta creando una nuova e più grave divaricazione sociale, hanno necessità di mettersi insieme. Allora questa idea che l'Italia dei Valori fa un passo indietro come partito e mette a disposizione le sue strutture, i suoi mezzi, le sue risorse per fare in modo che tante persone possano loro andare in Parlamento, a me pare che questo sia un gesto di umiltà e di responsabilità che dovrebbe essere apprezzato. Se però qualcuno del Movimento 5 Stelle pensa che io abbia voluto offendere
contro loro, io qui chiedo scusa. Tra poco poi torneremo invece sugli ex IDV. Caterina Perniconi. No, io appunto proprio sullo sgretolamento, in realtà non è neanche detto che sia uno sgretolamento, c'è il rischio che appaia come una volontà o ci torniamo in questo modo o non ci torniamo per niente, meglio 4 parlamentari che nulla, questo forse è il senso che può essere letto all'interno di questo passo indietro dell'IDV così grande, perché da 25 a 4 parlamentari c'è una grossa differenza. Tra l'altro volevo anche chiederle un'altra cosa, abbiamo intervistato Silvana Mura sabato scorso che ci ha detto che il suo processo va verso l'archiviazione e quindi avrebbe voluto ricandidarsi, ce l'ha fatta, ce la farà? Ricordiamo Silvana Mura, parlamentare del Partito Democratico, anche tesoriera. Che facciamo? Che facciamo? Dico che Silvana Mura la candidiamo, c'è tempo fino a questa sera. Abbiamo già depositate tutte le liste e ci siamo comportati con noi stessi così come chiediamo agli altri di comportarsi. Cioè di prima andare dal magistrato, quando il magistrato chiarisce la propria posizione. Per quanto riguarda Silvana Mura, grazie a Dio l'ha chiarito, ma le liste le abbiamo già depositate e manderemo fermi agli impegni che abbiamo preso. Senta, è innegabile che questo appunto è il partito, Rivoluzione Civile è stato così definito il partito dei PM, Ingroia su tutte, degli ex PM, lei, De Magistris. Ecco, a proposito di magistrati, noi abbiamo preparato un editoriale, il nostro Saverio Raimondo, firma del Misfatto, del nostro inserto satirico, ha delle domande da rivolgere a lei. Vediamo il contributo. Buongiorno dalla redazione del Fatto Quotidiano, come vedete alle mie spalle fervono i preparativi per la chiusura del numero di domani, ma veniamo al dunque. Sono passati circa 20 anni da quando Antonio Di Pietro ha gettato la toga alle ortiche per candidarsi in politica e dopo di lui sono stati numerosissimi i magistrati che hanno seguito i suoi passi. Ultimi fra questi Ingroia e l'ex procuratore antimafia molto dimagrito ma che ci si ostina a chiamare Grasso. Il dibattito sull'opportunità o meno, sulla convenienza o meno che un magistrato si candidi in politica è aperto e si può riassumere in una sola domanda che assilla e stressa il Paese. Se un imprenditore scende in politica e un professore sale in politica, quando un magistrato va in politica, che fa? Sale o scende? Sale lui? Scendi tu? Da me o da te? Insomma, la magistratura rispetto alla politica sta più sopra o più sotto? Un magistrato che fa? Scivola in politica, rotola in politica, si tuffa in politica, si butta in politica, si ricicla in politica? Secondo la divisione dei poteri, il potere giudiziario è allo stesso livello del potere politico, pertanto un magistrato salta in politica. E se sono numerosi i magistrati che saltano in politica, non si può dire lo stesso del contrario. Infatti ancora non esistono casi di politici che saltano in magistratura. Esistono casi di politici che saltano a causa della magistratura, ma non casi di politici che saltano in magistratura. Why? Perché? Se è vero come è vero che il paese è in mano alla magistratura, non si capisce perché Berlusconi si ostini a candidarsi in Parlamento invece che affrontare il concorso in magistratura o, visto il personaggio, il concorso esterno. Eppure si sa, in magistratura ci sono più donne che in Parlamento. Senta Di Pietro, ma è lei che ha convinto Ingroia poi a scendere in politica? Cioè c'è un retroscena che nessuno racconta oppure... No. Innanzitutto una premessa, io mi sono dimesso, come tutti sanno, il 6 dicembre del 1994, mi sono candidato nel 1997, quindi non mi sono dimesso per fare politica, tanto per chiarezza. E su questo ci tengo perché quando mi sono dimesso a tutto pensavo meno che a fare politica. Stabilito questo, Ingroia ha scelto di fare politica perché da cittadino ha capito che il suo contributo in questo momento poteva essere un contributo che univa tutte quelle aree che si stanno opponendo a un nuovo regime che sta invadendo il paese e così con senso di responsabilità l'ha fatto. Quando ha chiesto a me se potevo dargli una mano, io sono stato ben felice di poterlo fare e quando ha detto che però egli intendeva realizzare una lista civica dove innanzitutto metteva voleva mandare in Parlamento delle persone che venivano dalla società civile e quindi chiedeva a noi partiti di non venire fuori con i nostri simboli, con i nostri contrassegni e di dare spazio alla società civile. Io con senso di responsabilità e di umiltà l'ho fatto per una causa superiore, così rispondo anche alla domanda della L'appello che collega. fa lei a Ingroia è comunque di dimettersi o comunque bisogna sempre aspettare queste Quindi, famose politiche? Rispondendo alla domanda che diceva prima, la ragione per cui l'Italia dei Valori fa questo enorme sforzo
sia organizzativo, sia logistico, sia per quanto riguarda il passo indietro che sta facendo, lo sta facendo riteniamo, per il bene del Paese, per permettere di una rivoluzione civile prima che arriva quella armata, perché il Paese non ne può più in questo momento di sopportare addirittura Monti che chiede ai cittadini di votarlo contro le lobby, lui che è l'espressione massima delle lobby bancarie e finanziarie. Stamattina Ingroia ha detto in una telefonata con Belpietro su Canale 5, ha detto in realtà bisogna trovare un modo per poter rientrare nella magistratura, ma non ovviamente dove si era prima e seguendo i processi dove si era prima, quindi non è dimettersi appunto come la sua scelta, ma fare politica o provare a presentarsi, perché anche lui ancora non sa se riuscirà a fare politica, e poi semmai rientrare in un'altra posizione, d'accordo? Io credo che se ci sta una legge è ancora meglio. Credo che quando uno ha svolto una certa funzione e un certo ruolo, in quella funzione, in quel ruolo, è difficile che uno che fa il giocatore possa tornare a fare l'arbitro e che quindi personalmente ritengo che sia meglio che cambi totalmente funzione, personalmente, e certamente non possa rientrare nello stesso ruolo che faceva prima. Questo è il suggerimento che lei poi diede anche a De Magistris, dice una volta fatta una scelta, dice, poi è meglio, non si può tornare indietro. Quindi... io quando l'arbitro diventa giocatore, o diventa giocatore o fa il pensionato. Arriviamo un attimo Caterina, arriviamo invece un attimo al programma e chiamo in causa Facchini. Duccio, cos'è che non ti convince? Comunque qual è la domanda che vuoi porre ad Antonio Di Pietro per quanto riguarda il programma, l'agenda di Rivoluzione Civile? Ma ecco sì, appunto per tornare al programma, non lo so, io volevo chiedere all'onorevole Di Pietro, leggevo il programma di Rivoluzione Civile depositato insieme alle liste, tra i punti più importanti, anche in vista di quella che lui prima accennava, un'alleanza programmatica che propongono con il Partito Democratico, l'alleanza programmatica certamente si farà sui punti del programma e sempre tenendo come sfondo il punto della credibilità, volevo chiedere all'onorevole Di Pietro, fa riferimento, l'ha fatto anche prima, al fatto che il Presidente Monti sia diciamo emissario di lobby finanziarie, mi corregga se ho inteso male. No. Le volevo chiedere, nel primo punto del vostro programma fate riferimento ad un'Europa nelle mani delle oligarchie economiche, indipendentemente dalla bontà di tale affermazione, che può anche essere ragionevole, viste le recenti politiche anche della BCE, le volevo chiedere come concilia questa posizione con l'appartenenza dell'IDV nel Parlamento europeo all'Alleanza Liberale. E ancora, se posso, punto del... Sì, un quarto d'ora che aspetto, concludo subito. Fate riferimento anche a politiche migratorie accoglienti. Vedevo scorrere nella banda la domanda di un ascoltatore sui CIE. Anche qui c'è un deficit di credibilità di alcuni esponenti, magari anche nelle liste di Rivoluzione Civile, rispetto alle politiche migratorie che sono state fatte in questi anni in questo Paese. Una seconda questione, e ancora riconversione ecologica dell'economia, citando Alex Langer che va molto di moda anche in Sinistra Ecologia e Libertà. Le volevo chiedere come si concilia questo approccio, nel quale anche noi di Altra Economia ci rispecchiamo, con invece i casi concreti. Faccio l'esempio della Regione Puglia, del caso Ilva, a Taranto dove non solo vi è l'Ilva ma c'è anche Cementir, Eni, il gruppo Marcegaglia, che hanno conosciuto ampliamenti dalla parte di Regione Puglia, governata anche con l'aiuto dell'Italia dei Valori. Insomma, è convinto che possa esserci una corrispondenza tra i punti contenuti nel programma di Rivoluzione Civile e invece la traduzione a livello territoriale di chi anima le liste di Rivoluzione Civile, in questo caso l'Italia dei Valori? Certamente deve esserci questa corrispondenza, altrimenti non può più fare questa rivoluzione civile, perché la rivoluzione civile lo fa chi ci crede seriamente. E cominciamo alla mano. Credo che lei sia informato, e comunque la informo che l'Italia dei Valori e insieme all'ALDE europeo stiamo cercando di realizzare in realtà un gruppo unico al Parlamento europeo che ci unisca insieme ai Verdi europei, proprio per rilanciare la questione dell'economia nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto della salute, nel rispetto di questa nuova realtà di cui tutti dobbiamo farci carico. Per quanto riguarda Taranto, io credo che lei vorrà convenire con me che l'Italia dei Valori, ancora prima di Rivoluzione Civile e oggi Rivoluzione Civile, è schierata in modo ben chiaro e netto dalla parte
dei lavoratori e dei giudici, e cioè che noi non riteniamo affatto, tant'è vero che nel programma, come lei avrà letto, noi abbiamo previsto e abbiamo detto in modo molto chiaro, non prevede affatto che si possa né chiudere né darla vinta a Riva, ma semmai requisire tutti i suoi beni mobili e immobili per portare avanti quelle attività imprenditoriali che lui in tanti anni ha portato avanti danneggiando salute e ambiente. Per quanto riguarda la posizione dell'Italia dei Valori prima, ma di rivoluzione civile ora, con cui ci ritroviamo pienamente, con riferimento all'accoglienza, all'immigrazione, io ho già detto che l'ultima cosa che bisogna fare è quella di buttare i barconi a mare, ma semmai di fare una politica di accoglienza, perché chi viene da noi è un disperato, come tanti che ce ne sono nel nostro paese, e non è semplicemente facendo la guerra fra i poveri che si risolve la situazione. Quindi noi siamo per una politica dell'accoglienza e non già per una politica del ributtare a mare le persone quando arrivano alla riva dei nostri mari. Grazie onorevole Di Pietro. Prima di passare all'intervento con i social network e con Lorenzo Galeazzi, in realtà prima abbiamo parlato dello sgretolamento dell'Italia dei Valori, o comunque per quanto riguarda la flessione che c'è stata nei sondaggi negli ultimi mesi. Il nostro Nello Trocchia è andato a intervistare alcuni dei fuoriusciti dell'Italia dei Valori. Mandiamo il contributo a firma di Nello Trocchia. Senatore Stefano Pedica, quando ha deciso di lasciare l'Italia dei Valori? Dopo il problema giudiziario che ha avuto qui nel Lazio un esponente dell'Italia dei Valori, ho rinunciato a rappresentare un partito che non rappresentava più la legalità e la moralità. Perché Maruccio in un certo qual modo era molto vicino, era espressione, no, di quel sistema politico? Era una persona di fiducia di Pietro. Lui la scelta l'ha fatta, la mia motivazione è stata quella, io sono stato più che trasparente da sempre, ho detto che il partito, appunto, io sono stato segretario regionale, e se che è cambiato qualche cosa dalla mia gestione alla nuova gestione. Che cosa non andava nella gestione? Era scomparsa appunto l'attivismo nella regione Lazio, erano scomparse le bandiere durante le manifestazioni, i banchetti, la presenza sul territorio. Aniello Formisano insieme a Massimo Donati ha aderito a Centro Democratico. Cosa chiederebbe ad Antonio Di Pietro? Una domanda a cui non ha risposto è perché ha cambiato la linea politica dopo che il Congresso di Roma aveva stabilito che il nostro ruolo, la nostra posizione, il nostro orizzonte politico era il recinto del centro-sinistra ed era in accordo con Bersani, per intenderci il patto di Vassolo. Quello che proprio non riesco a mandar giù è che dopo aver aperto un fronte così grave e così serio col Partito Democratico, ad un certo punto, senza che nessuno lo avesse deciso, si è ugualmente aperto un altro fronte con il Presidente della Repubblica. Questa è miopia politica, perché stare da soli lo si può anche fare a condizione che si sappia però che o si fa il 51% o diventa mera testimonianza. Allora Di Pietro, vicenda Maruccio, quello che le rimprovera al senatore Pedica, che insomma che è uno praticamente che possiamo dirlo che si è fatto il mazzo così per l'Italia dei Valori, è sceso in piazza, ha fatto tanti sit-in e lui dice vengo scalzato per quanto riguarda il ruolo da un ruolo regionale a vantaggio di Maruccio, che poi ha fatto quel che ha fatto, comunque lo stabiliranno poi, vediamo le indagini. Andiamo con ordine. Innanzitutto saluto Pedica, che è una persona che ricordo sempre con affetto e rispetto, così come saluto Formisano, che contro il quale non ho nulla di personale, ma rispondo nel merito. Si è fatto un grande parlare di rinnovare la classe dirigente, di mandare giovani, di mandare persone che non hanno mai fatto politica, per cui se Maruccio ha fatto veramente quel che ha fatto, io mi sento doppiamente vittima. Vorrei far presente una cosa, che prima ancora che arrivasse la magistratura, ma appena è scoppiato il caso, io ho chiesto a Maruccio di dimettersi non solo dal partito, ma anche dal posto di consigliere regionale. È quello che ha fatto, e quindi oggi non è una persona che è rimasto nella sua cadrega come tutti gli altri sono rimasti, è quello che si è dimesso anche da consigliere regionale. Sotto questo aspetto quindi ritengo che così dovrebbero fare tutti quelli che si trovano in queste situazioni. Per quanto riguarda il problema politico che pone il senatore l'onorevole Formisano, torno a far presente questa situazione. È vero, noi con la foto di Vasto volevamo realizzare un centrosinistra di governo, se non che, caduto il governo Berlusconi, è arrivato il governo Monti,
che ha continuato a fare le cose che faceva Berlusconi e il Partito Democratico per 50 volte gli ha dato la fiducia. È vero quel che dice Formisano, siamo noi che invece non abbiamo voluto dare la fiducia più al governo Monti e quindi non abbiamo voluto più accodarci a questa idea del Partito Democratico di dare, anche lui insieme a noi ha votato la sfiducia come l'ho votato io, dopodiché ha ritenuto all'ultimo minuto di fare una scelta diversa e lo rispetto. Io personalmente rivendico il dovere dell'Italia dei Valori nel momento in cui si è visto che cosa stava facendo e sta facendo il governo Monti, di non partecipare a quell'alleanza al compromesso che ha fatto il centro-sinistra col centro-destra, proprio perché il nostro obiettivo è quello di stare innanzitutto dalla parte dei più deboli e dei più onesti. Senta, e di fare della questione sociale la questione principale. Onorevole, facciamo un passo avanti, arriviamo al 25 febbraio, voi entrate con un drappello di deputati di Rivoluzione Civile alla Camera e anche al Senato, mi auguro per voi, il patrimonio dell'Italia dei Valori a quel punto diventa comune anche con Rivoluzione Civile, cioè mettete a disposizione sedi, immobili, fondi? Signor sì. Perché comunque voglio Signor dire sì. un conto, e questa allora è già una notizia. E mi collego invece con Lorenzo Galeazzi, perché ci sono altre domande attraverso i social network. Lorenzo? Sì, Davide, devo dire che Di Pietro, insomma, su internet spacca, sono tanti gli internauti che vogliono intervenire, che vogliono dire la loro e che vogliono porre domande all'onorevole. Partiamo con Giorgio Salluzzo, era davvero il caso di infiltrare ovviamente Giorgio lo mette fra virgolette, rivoluzione civile con uomini di partito, vi rendete conto che così è l'ennesima occasione sprecata? Chiede Giorgio Salluzzo, mentre Fausto Pupo scende ancora più nello specifico e dice: le liste calate dall'alto, è inutile negare, chiedete a Di Pietro perché in Calabria sia stata candidata la pur ottima Stramaccioni. E sentiremo Di Pietro cosa ci risponde su questo argomento. Vittor Magnello invece una domanda carina, 3 cose di cui si pente, 3 cose quindi della sua recente attività politica, legislativa, che non rifarebbe se potesse tornare indietro. E poi torniamo in ultimo con la famosa desistenza, so che ne avete già parlato, però è un argomento molto dibattuto sulla rete. Onorevole Di Pietro, lo sa che andare da soli al Senato con lo sbarramento all'8% è un gran regalo a Berlusconi? Chiede Francesco Fumarola. A te la parola, Davide. Di Pietro, rispondiamo Stramaccioni. Non ho capito, in Calabria candidiamo il direttore di Libera, che è un movimento nazionale, la candidiamo non solo in Calabria ma anche in altre parti, per mandare un messaggio ben chiaro. Ci rivolgiamo alla società civile, a una persona che ha fatto dell'impegno civile la sua ragione di vita, e la candidiamo in un territorio così delicato e importante come la Calabria, e ce ne fate una colpa. Avremmo voluto candidare tante altre Stramaccioni in Calabria, ma siccome i posti sono quel che sono, abbiamo candidato una persona della società civile che viene da un'esperienza associativa e di volontariato di cui siamo onorati di averlo candidato. Per quanto riguarda l'8%, non fatevi fregare. Cosa vuol dire non ti devi presentare al Senato perché sennò vince Berlusconi? La verità è un altro. Se lo scopo è far vincere al Senato il centrosinistra intanto deve vincere al Senato in quanto fa un programma contrario alle politiche di Monti. Invece ha già detto che si vuole accordare, e di questo voi mi siete testimoni, perché io vado a rileggermi il Fatto di tutti i giorni e tutti i giorni voi lo denunciate questa cosa. Il centro-sinistra ha già detto che comunque va del voto, si accorderà con il governo Monti, l'attuale Monti, per portare avanti le stesse politiche che ha portato avanti finora. Allora, il voto utile è un voto utile per fare esattamente il contrario di quel che i cittadini si aspettano. Il voto utile è quello che viene dato a Rivoluzione Civile per permettere di raggiungere l'8% e per impedire questo scellerato patto di compromesso fra un partito democratico che ha svenduto la sua identità ideologica, programmatica e politica per trovare una soluzione anche, se vogliamo, sotto un certo profilo ingordo. Prima voleva andare da solo perché tanto vinco tutto. Adesso che Monti si è messo in mezzo, è da arbitro, è diventato giocatore, per paura di perdere chiede il voto non a Monti. Perché non desiste Monti? Perché, visto che si vuole alleare con Monti, che desistesse Monti. Caterina Perniconi, prima di chiudere rapidissimamente. No, manca una delle domande dei ragazzi dei social network. Avevano chiesto, ci ha già detto che lei rifarebbe tutto quello che ha fatto in Parlamento, però se c'è qualcosa di cui si pente. Veramente, guarda, credo che nessuno nella vita possa dire di non avere mai sbagliato. Io voglio dire,
Ecco, ne dico uno di esempio, che è proprio emblematico. Dovessi tornare indietro, mi mangerei le mani prima di ritrovarmi uno scilipoto per strada. Ricordiamo che Scilipoti è candidato, almeno quello che passa ufficiosamente. Le volevo dire che nell'ultima puntata di Ballarò Briatore ha fatto un tweet in cui ha detto che Ingroia è il migliore di tutti. Non vorrei che si passasse da Scilipoti al sostegno di Briatore. E chi è Briatore? Fabio Briatore, lo sa chi è. Da che ci azzecca? Non ho capito. Non ho capito la battuta. Sì, un attimo Facchini vuole intervenire. Sì, Duccio. Sì, no, come direbbe Veltroni, pacatamente e serenamente. Volevo chiedere all'onorevole Di Pietro, visto che la domanda sui pentimenti era interessante, se ritiene che il centrosinistra, dove ha militato anche l'Italia dei Valori, anche in formazioni di governo, come si è comportato rispetto alle cosiddette grandi opere. Glielo chiedo, dato anche notizie di cronaca molto recente rispetto alla TAV fiorentina. Cioè, rispetto alle questioni alta velocità, autostrade, gestione di aeroporti, lei ritiene che il centrosinistra e quindi anche l'Italia dei Valori abbiano fatto il meglio possibile? Si poteva fare di più, si poteva fare diversamente, e Rivoluzione Civile rispetto a questo che idea ha? L'ultima cosa, giusto per rimanere sulla questione delle liste, dello Scilipoti, ho sbagliato, mi sono portato gente poco fedele, volevo chiederle quali sono stati i criteri di selezione della graduatoria delle liste di Rivoluzione Civile, perché la critica che vi muove anche in questo caso cambiare si può, e che la gestione sia stata, diciamo così, un po' partitocratica, cioè di queste riunioni un po' polverose con Leoluca Orlando che cerca di tenere insieme le anime e poi si trova un accordo. È una posizione preconcetta o c'è del vero? Guardi, noi in quegli incontri che abbiamo fatto, la prima cosa che abbiamo messo davanti a noi stessi è quello di dare ampio spazio alla società civile, e il primo punto di riferimento per noi era trovare la società civile disposta a mettersi in gioco globalmente, perché, ripeto, una cosa è trovare 945 candidati, altra cosa è trovare i primi 20 che vengono con questa legge maledetta sicuramente eletti. Per cui il nostro problema è stato molto difficile cercare di candidare più società civile possibile, che ci stava però, anche se qualcuno si ritrovava magari non al primo posto perché un altro ce n'era prima di lui. Allora, stabilito questo, per quanto riguarda le liste, l'abbiamo cercato di fare cercando di rispettare il più possibile coloro che dentro e fuori il Parlamento si sono battuti contro queste politiche governative. Vi prego di riflettere innanzitutto sul fatto che qui stiamo mettendo insieme, con grande senso di responsabilità, chi dentro e fuori il Parlamento ha fatto battaglie comuni sull'acqua pubblica, sulle centrali nucleari, sull'articolo 18 e così via. Battaglie comuni. Sulla TAV, con riferimento alle grandi opere, io sono ancora adesso convinto che ci sono ancora grandi opere che devono essere fatte, grandi opere che possono anche evitare di essere fatte. Quando io vorrei tanto avere tempo un giorno di raccontare come ho gestito l'operazione Ponte sullo Stretto di Messina, che è una grande opera, perché se semplicemente scioglievamo il contratto bisognava quello che ci chiedevano la società, perché dovevamo pagare 400 milioni di multa, così come l'avevo organizzato io invece era che non si faceva il Ponte sullo Stretto di Messina e non si pagava la multa. Io quindi andrei a vedere caso per caso. Però una cosa voglio chiarire in questo momento, ed è chiaro proprio nelle candidature che sono avvenute in Piemonte. Quando si fa una rivoluzione civile non si può andare a vedere se siamo tutti d'accordo su tutti. In un momento così delicato in cui c'è un regime finanziario, delle lobby che ci sta invadendo tutti, io credo che anche persone che hanno idee diverse hanno il dovere di mettersi insieme, e allora io mi trovo in Piemonte e ne sono orgoglioso, perché mi trovo in Piemonte al primo posto. Abbiamo messo non un nostro candidato, un candidato della politica, ma un candidato della società civile, proprio il sindaco che ha fatto le sue battaglie contro il no TAV. Quindi io rispetto le posizioni contro di la tutti. TAV, sì. Contro la Contro TAV, la TAV. Certo. Non ha fatto le battaglie contro la TAV? No, ha detto contro il no TAV. No, e il sindaco no TAV che ha fatto la battaglia contro la TAV. Quindi credo che sotto questo aspetto, vi prego, se potete, cercate di informare i cittadini, voi che siete una realtà indipendente, una realtà nobile, una realtà che rispettiamo, cercate di informare i cittadini che
tutti siamo passibili di critiche, ma in questo momento il grande senso di responsabilità che ci abbiamo messo per cercare di mettere insieme una squadra che possa fermare questa deriva di regime che si sta realizzando, io credo che sia importante. Senta Di Pietro, a proposito di società civile, e così andiamo anche a chiudere, la settimana scorsa c'è stata qui su questa poltrona Storace ha ammesso che accumula praticamente, o accumulerà 2 vitalizi più quello che sarà appunto anche la pensione da giornalista. Lei prende una pensione, chiamiamola così, baby da magistrato, se non erro. Io prendo la pensione da magistrato. A quanto ammonta? 2000 e qualcosa. 2000 qualcosa, che poi si andrà a associare a quella praticamente al vitalizio da parlamentare. Non è d'accordo che venga posto anche lì, magari, non è d'accordo per un tetto delle pensioni pubbliche? C'è un disegno di legge dell'Italia dei Valori che prevede che ci deve essere una pensione omnicomprensiva per ognuno e che la pensione non deve superare un tot per tutti quanti. Per chiudere, Caterina Perniconi? Noi abbiamo un sacco di lettori giovani, molti di loro ci scrivono e ci dicono siamo costretti ad andare all'estero, nonostante le nostre lauree in Italia non si trova lavoro, non c'è crescita, non abbiamo nessuna speranza. Una ragione, diciamo, non demagogica da campagna elettorale, ma vera, per restare in Italia, quale può essere? Premesso che tra questi giovani ci stanno pure i miei 2 figli, una laureata e l'altra che si deve laureare, tutti e 2 che stanno cercando di trovare un lavoro all'estero perché in Italia non lo trovano. Quindi capisco da padre quel problema che hanno i giovani di oggi. Oggi come oggi, oggi da politico. Anche i suoi figli, figuriamoci appunto quelli che magari hanno avuto anche meno... Dicendo, quindi capisco il problema perché sta parlando a un padre di famiglia che vede i suoi figli arrabbiatissimi, preoccupatissimi e amareggiatissimi. Cosa le risponde lei? Quando... Io le dico che l'unica cosa che posso fare, posso cercare dentro le istituzioni di ristabilire una maggiore equità sociale, facendo pagare le tasse a tutti quelli che devono pagarlo, privilegiando coloro che investono in ricerca, cultura e occupazione e soprattutto le piccole e medie, le giovani imprese, cioè i giovani imprenditori, sul sistema fiscale. Questo è un tentativo per cercare di creare nuovi posti di lavoro. In secondo luogo, per quanto mi riguarda, io sono dell'idea che oggi come oggi ci sono tantissime spese che possono essere ridotte o eliminate, a cominciare dalle spese militari. Vorrei far presente in Parlamento, perché si parla sempre male dei partiti, ma in Parlamento l'unico partito che ha fatto opposizione per 5 anni contro questo sistema di spendere tanti soldi per realtà che non servono e anzi sono pure dannose è stata proprio l'Italia dei Valori. Oggi nessuno ne parla, ma mi dovete spiegare che serve mandare a fare addestramenti in Mali a un po' di nostri istruttori. Questi nessuno ne parla, noi in Parlamento l'abbiamo posto. Bene, ringrazio allora l'onorevole Di Pietro per essere intervenuto al Fatto TV, ringrazio Caterina Perniconi, ringrazio Lorenzo Galeazzi, Duccio Facchini. Noi per chiudere mandiamo in onda invece quella che è una vignetta del nostro bravissimo Mario Natangelo. Vediamo, grazie. Ed ecco l'infallibile piano di Bersani per entrare a Palazzo Chigi.